Euroregione.news. 96esima adunata nazionale alpini a Biella con Friulana. Si terrà a Biella in Piemonte dal 9 all'11 maggio la prossima adunata degli alpini. La regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato per l'occasione le esclusive polo Io sono Friuli Venezia Giulia alpini, ma sarà grande motivo d'orgoglio la presenza della banda di sole donne denominata Friulana, con l'addetta alla comunicazione esterna Veronica Lazzarini. Progetto nato l'anno scorso a maggio da un'idea di musiciste di banda, quali siamo noi praticamente, che amano andare a fare la sfilata degli alpini. Abbiamo pensato di creare questo progetto tutto interamente genere femminile a sostegno della musica, delle donne e degli alpini. Ci piace suonare e da un gruppetto di alcune di noi si è affiancato il gruppo di Pavia di Udine, la banda che è capofila, la banda di Pavia giovanile di Pavia di Udine, e questo progetto partiva con 3 furgoni di 22 persone, adesso siamo oltre 50 elementi che andremo a suonare in adunata. Gli alpini di Udine, il gruppo di Udine ci supporta e ci sostiene e noi sfileremo con Udine 3. Ci ospitano in un capannone a Donato, grazie a un aggancio di un consigliere che è la signora Beatrice Bongiovanni, che è consigliere in questo comune, e praticamente noi passeremo il pomeriggio a fare un concertino con la banda di Donato. La sera andremo a Biella a fare il concerto con la fanfara degli alpini di Palmanova e il giorno dopo andremo in adunata. Questo è per poter far vedere che la banda e l'unione, della musica si può portare anche in ambito alpino. Abbiamo già fatto una prima uscita il 22 di marzo, sabato 22 marzo, a Villanova dello Iudrio, in occasione del 70° di fondazione degli alpini. E quindi siamo state accolte da tanta pioggia, ma noi abbiamo tenuto duro, ci siamo praticamente rinforzate, rafforzate, sì. E quindi abbiamo avuto il primo approccio un po' bagnato, ma ci hanno detto alpine bagnate, alpine fortunate, quindi noi siamo state molto contente. Sì, è stata una benedizione dal cielo, l'evento è andato molto bene, abbiamo avuto un buon riscontro, per noi molto positivo, perché la musica ci unisce, però vedere anche che c'è un ritorno, un richiamo anche un po' a quello che sono un po' le nostre origini, friulane, perché noi puntiamo su questo, anche rappresentare il Friuli musicalmente, ma anche sotto un aspetto alpino. Noi siamo figlie, sorelle, nipoti di alpini, mi viene in mente anche un po', devo dire veramente, i miei nonni originari di Belluno. Belluno sappiamo che è una zona dove gli alpini sono molto ma molto riconosciuti, e questo è stato un evento che anche un po' mi ha portato un po' nelle montagne dei miei cari. Devo dire che noi con la musica riusciremo, e spero, a rappresentare questa unione che abbiamo anche nel nostro gruppo. Siamo molto felici di partecipare a questa adunata. Io la dirigerò, tra virgolette, con la collaborazione di Sandra. Abbiamo studiato bene anche tutti i brani che dovremo fare in questo evento. Un po' vi stupiremo anche, penso, perché vedere un gruppo di donne così, anche affiatate, perché è di varie generazioni. Vogliamo dare un buon messaggio anche alle nuove generazioni. Sembra che un po' il fatto che l'adunata degli alpini sia una cosa un po' riservata, no? Un po' vecchi, invece non è vero. Non è vero. Dobbiamo dare un po', richiamiamo i giovani a questo evento, che è una cosa molto importante. Anche perché, adesso io la devo dire, la musica è l'unico linguaggio universale, quindi capito da tutti. Io dico sempre che non ha scadenza, quindi
Ben venga e viva la musica, ecco, questo è. Diciamo che è un po' più difficile perché finché abbiamo dei gruppi musicali misti è più facile dal punto di vista delle persone, abbiamo maschi e femmine. Trovare specialmente la sezione baritonale femminile è stata un'impresa, devo dire, abbastanza difficile, perché di solito le donne, diciamo così, suonano strumenti un attimino più leggeri e invece noi ce l'abbiamo fatta e quindi siamo molto orgogliose anche di questo. Insomma, non vogliamo dimostrare niente, siamo solo felici di poter dare una mano, tutto qua, con la musica e con la nostra presenza, perché poi siamo anche simpatiche. No? Perché no? Da Pavia di Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news